Dici vado il sabato con un mio amico e vai e ti trovi allo sportello lo studente fuori corso che per arrotondare lavora allo sportello del cinema, no? Ciao! Buonasera. Buonasera. Si deve scaccolare mentre parla con me? Non mi sto scaccolando. Cosa sta facendo? Cerco un anello. Sì, beh. Lei perde gli anelli nel naso? A forza di scaccolarmi. Ok, è un circolo vizioso, Sì, diciamo. sì. Vabbè, faccio finta di niente. Che promozioni ci sono oggi? Perché ride? Nel weekend non ci sono promozioni. Certo, fate i fighi, lo fate dal lunedì al venerdì, poi quando serve la gente che viene di più, il sabato non c'è. E io peccato che ho comprato il blocchetto da 10 biglietti, quello che vale dal lunedì alla domenica, quindi anche oggi che è sabato funziona. Allora col blocchetto può vedere un film. Perfetto, 2 biglietti per Spider-Man. Cosa ride? Col blocchetto non può vedere i film appena usciti. Ah già, certo, date i blocchetti, poi fate le restrizioni sui film appena usciti. Che film posso vedere oggi gratis con il blocchetto? Natale a Chiasso. Ma che film è? Il film più brutto mai creato. Per carità, ma vabbè, è gratis, giusto? Vabbè, siamo qui, siamo venuti apposta. 2 biglietti gratis per vedere Natale a Chiasso. Cosa ride? Col blocchetto può sentire solo l'audio. Ma scusi, ma io vi denuncio. Ma come vendete le promozioni, poi i blocchetti per fare i film appena usciti. Allora tu dici va bene, vedo anche Natale a Chiasso, ma posso sentire solo l'audio. Adesso per principio, visto che è gratis sono venuto qua, se no vi denuncio all'associazione dei consumatori, 2 biglietti per sentire l'audio di Natale a Chiasso. Cosa ride? Natale a Chiasso è un film muto. Che fatica. Senti, 2 biglietti per Spider-Man, dai, li pago. 28 euro. Minchia, 28 euro 2 biglietti. C'è il supplemento ragnatele. Ma che supplemento è? Vabbè, quanto ha detto? 28. Paghi 28 euro 2 biglietti, vabbè, vai a vedere un film, un Colossal della Marvel. Cosa fai? Non vuoi mangiare caramelle, popcorn? Vai al banco delle caramelle, a me piacciono le caramelle. Ciao. Buonasera. Ma fa tutto lei qua dentro? Cioè... In che senso? No, l'ha appena comprato i biglietti, lei vende le caramelle. Ah no, quello là è mio fratello. Ah, è suo fratello? Sì. Ah, e siete gemelli, siete identici? Beh, non proprio. No, mi sembrate uguali. Io mi scaccolo con la sinistra. Ah, ok, quindi siete eterozigoti, Sì, insomma. Sì. Che poi non si scaccola, ma? Cerco. Un anello. Il mio tesoro. Sì, vabbè, fa sempre parte degli anelli. Senta, quanto costa un sacchetto di caramelle? 13 euro. Minchia, 13 euro? Produzione propria. Ho capito. Cioè, li fate a Vuole assaggiare un delfino? Non voglio assaggiare un delfino. Grazie. Quanto ha detto il sacchetto? 13 euro. Allora vai, il prezzo è fisso, per fortuna, e lo riempi di tutto. Quindi vai, lo riempi di caramelle, liquorizie, orsetti, delfini no, i bottoni di liquirizia, le Coca-Cola con e senza zucchero. Vabbè, fai tutto, sacchetto, tenga qua, 13 euro. 23 euro. Aveva detto il sacchetto, 13 euro. Il sacchetto vuoto. Con le caramelle. 23. Ah. Quella è una liquirizia? Sì. 38. Ma perché? Perché? C'è il supplemento ragnatele. Ma cosa c'entra le ragnatele con le caramelle? Sono un po' vecchiotte. Vabbè, tu le paghi, non vuoi più sentirlo anche perché sta arrivando al cervelletto. Noi non vorremmo che... E allora c'hai i biglietti, c'hai le caramelle, vai allo strappaggio dei biglietti. Devo dire, lì per fortuna non ti chiedono più soldi, però esauriscono quell'ultima parte di pazienza. Buonasera. Buonasera. Uno normale nel cinema. In che senso? Sì, normale, sono stato avventato, ma dico, lei non fa parte della famiglia degli scaccoloni, immagino. Ah no, sono i miei fratelli quelli lì. Ah sì? Sì. Ah, ok. Che non si scaccolano, ma? Cercano gli anelli, dico. Che poi è un modo che hanno per sfogare lo stress. Ho capito, però C'è chi si mangia le unghie, chi le pellicine. Sì, ma non è carino comunque. Vabbè, sono fatti così. Vabbè, il film fra quanto inizia? 5 minuti. Ah. Senta, vabbè, mentre siamo qua a parlare, lei tipo come sfoga lo stress? Fatti miei. No, vabbè, si parlava, la famiglia, loro si mettono le dita nel naso, lei essendo della stessa famiglia avrà un modo di sfogare lo stress strano. È una cosa un po' privata, non ci conosco. Capito, ho speso 80.000 euro per 2 biglietti e 3 caramelle, ormai mi può dire come sfoga lo stress? Ascolti, io non so chi è lei, non vengo a dire come sfogo lo stress a uno sconosciuto. Se lei non mi dice come sfoga lo stress, lo sa dove glieli infilo io questi biglietti del cinema? Non può. Perché? È pieno di anelli.
Box.